Siamo di nuovo insieme, telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Settimana particolarmente interessante, settimana di Pasqua, anche se comunque domenica sono scese in campo le squadre di Serie D. Pertanto subito al via il rullo con i risultati, le classifiche, ma soprattutto le immagini. Era una partita che attendevamo con preoccupazione perché loro venivano da una serie di risultati positivi. Oggi abbiamo dimostrato il cuore, siamo contenti, siamo più sereni per mantenere la categoria. Ancora una volta ci apprestiamo a fare anche la progettualità per il prossimo anno, al momento in cui non abbiamo ancora raggiunto la salvezza, ma ci siamo quasi, siamo molto più tranquilli, la squadra c'è, ha trovato una propria identità, una propria anima, malgrado ci siano state delle defaianze di infortuni per non i titolari, ma una parte di calciatori molto importanti. Questo ci permette di stare sereni. Io ringrazio veramente la tifoseria che ha sostenuto la squadra in tutta la partita. Siamo ormai un'unica compagine, società, calciatori e tifoseria. Andiamo avanti, procediamo in questo senso e progettiamo adesso anche il futuro. Ma credo che la partita l'abbiamo persa su delle ingenuità, perché comunque i rigori sono nati da due ingenuità nostre, dove poi l'Agragas è stata brava e ci ha creduto. La partita l'abbiamo persa più che altro nei duelli. Nei duelli oggi arrivavamo sempre dopo sul pallone, quindi ne abbiamo persi tanti e questo è sintomatico di una squadra che comunque ha fatto veramente qualcosa di straordinario in queste ultime 9 partite. E quindi prima o poi fisiologicamente qualcosa doveva accadere, però purtroppo è accaduto su un campo dove comunque serviva essere quantomeno alla pari con loro sotto questo aspetto, quindi sotto l'aspetto agonistico, perché poi realmente una partita dal punto di vista tecnico e tattico penso che sia difficile da commentare, perché il campo obiettivamente non permetteva comunque a tutte e due squadre di proporre un gioco chissà per la quale. Quindi, al di là, ripeto, degli episodi dove poi siamo andati sotto, io faccio fatica prima dei rigori a vedere dei tiri in porta da entrambe le parti. Comunque forse siamo partiti un po' meglio noi i primi minuti, però poi alla lunga, ripeto, l'Agragas è stata più vogliosa di noi, ha vinto più duelli e poi alla fine è giusto che accetti il risultato del campo serenamente e ci proiettiamo tranquillamente alla prossima partita. Per quanto riguarda la questione salvezza penso che ci siamo, anche perché ho visto che l'Ocri e San Luca hanno perso, perciò ormai ci sarà un solo play-out. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, rimangono 5 gare. Le giocheremo, come dico sempre, a 3.000 e poi quello che viene ci prendiamo. Sì, oggi abbiamo fatto una grande prestazione, sia tattica che di cuore. Eravamo molto rabbrecciati tra squalifiche e infortuni. Ci è venuto a mancare anche il capitano all'ultimo momento, Cipolla. Però devo dire che chi ha giocato non ha fatto sentire la mancanza. Devo fare complimenti a Sinatra, che ha fatto il suo esordio, ha fatto una grande gara secondo me, e poi un po' tutti, sia i subentrati che quelli che hanno giocato. Non dimentichiamoci che affrontavamo una squadra allenata bene, un allenatore di grande esperienza per la categoria, le sue squadre le conosco bene, cercano sempre di giocare a calcio
però penso che oggi hanno trovato un Agragas che ha coperto tutti gli spazi, ha preso tutte le seconde palle e quando ha potuto fare male ha fatto male. Sono felicissimo per l'obiettivo non raggiunto, però abbiamo fatto un grosso passo in avanti verso la salvezza e serviva una partita del genere da parte di tutti. Penso di dire che forse è la partita migliore disputata in stagione in quanto a dedizione, attitudine nel modo giusto, quindi sono felicissimo perché questo gruppo meritava questa vittoria, è arrivata nel momento perfetto direi, quindi sono felicissimo. Il Siracusa soffre e porta via un solo punto da Sant'Agata di Militello. Termina 1-1 la sfida tra i padroni di casa e gli azzurri che non approfittano del riposo della capolista Trapani e restano attardati 10 punti dalla vetta. La prima occasione per Alagna che all'11° di testa manda fuori di poco su cross di Marcellino, Sant'Agata dunque subito pericoloso. Al 24° grande opportunità per Russotto che su assist di Alma calcia botta sicura ma il difensore falla per i padroni di casa devia in angolo. Al 33° ancora locali in avanti, Esposito calcia da buona posizione ma spedisce alto. Il Siracusa passa in vantaggio al 37° assist in verticale di Russotto per Sarao che parte in posizione regolare, si presenta solo davanti al portiere, bravo a respingere il suo primo tiro. Iacovino però non può far nulla sulla seconda conclusione dell'attaccante azzurro che porta i suoi sull'1-0. Il Sant'Agata reagisce, al 41° sfiora il pari con la conclusione ravvicinata di Capogna, sulla quale il difensore Benassi riesce a opporsi deviando in angolo. I primi 25 minuti della ripresa sono a senso unico, giocano solo i messinesi, poi il Siracusa non riesce più a uscire dalla propria metà campo e al 25° subisce il gol. Splendida esecuzione di Saverino su punizione dal limite, palla a scavalcare la barriera, Lumia non ci arriva ed è 1-1. Immediata la reazione degli ospiti un minuto dopo, infatti Forchignone spreca la palla del nuovo vantaggio tirando alto da posizione leggermente defilata ma da pochi metri dalla porta avversaria. A 10 minuti dalla fine il presidente del Siracusa Ricci, scuro in volto, lascia lo stadio accompagnato dal direttore generale Guglielmino. Il Siracusa prova comunque a vincerla e al 40° su angolo da destra Senna si fa trovare pronto alla deviazione sul secondo palo, ma ancora una volta la mira non è delle migliori, palla alta. La squadra allenata da Cacciola chiude in avanti, ma il risultato non cambia più. Giovedì si torna in campo al De Simone, sfida con il Ragusa. È mancato che probabilmente all'inizio del secondo tempo ci siamo abbassati troppo, volevamo speculare sul risultato. Il Siracusa non è una squadra che deve speculare sul risultato, è una squadra che deve comunque avere sempre una mentalità propositiva. Probabilmente lì ci siamo abbassati tanto, potevamo e abbiamo concesso qualche possibilità a loro, anche se obiettivamente ci siamo difesi sempre con ordine. Poi il gol, il rammarico è proprio quello, è scaturito su un calcio da fermo, su una punizione che probabilmente si poteva anche evitare, però sapevamo della qualità del gioco del Sant'Agata, siamo venuti qui a giocarcela, avevamo preparato la partita per quello che potevano essere queste ripartenze veloci da parte nostra, visto che loro comunque hanno questa linea alta.
Abbiamo provato a vincerla, poi dopo l'1-1 obiettivamente abbiamo creato le nostre palle gol, abbiamo fino alla fine cercato di vincerla, perciò per noi è un risultato positivo, guardiamo avanti per quello che è il nostro percorso senza abbassare minimamente la concentrazione, quella voglia, perché già da domani bisogna preparare la delicata sfida in casa contro il Ragusa. L'avevo detto già prima della gara che sarebbe stata una gara difficilissima e così è stato. Devo fare i complimenti agli avversari, hanno dimostrato veramente di essere una buona squadra, di essere messa bene in campo. Ci ha dato veramente del filo da torcere, soprattutto nel secondo tempo. Primo tempo penso che il vantaggio sia stato meritato, abbiamo avuto anche varie occasioni, il portiere si è superato in varie circostanze. Il secondo tempo abbiamo subito un po' il loro gioco, abbiamo fatto una partita diversa dal solito, siamo stati bravi comunque a saper soffrire, abbiamo concesso poco, solo dei traversoni, sappiamo che comunque in area avevano un attaccante molto forte che era Varela, devo dire che i ragazzi sono comportati bene, poi allora è arrivato il gol del pareggio, quasi allo scadere, mancavano 5 minuti, i ragazzi hanno avuto una grandissima reazione. Io devo fare i complimenti veramente soprattutto a chi è entrato, che al di là del gol di Peppe Ruggero, ma anche Sgambati, Camorani si sono comportati benissimo. Abbiamo trovato di fronte un portiere che si è superato in varie circostanze, soprattutto il primo tempo, quindi siamo stati sfortunati sul palo colpito, che lì già si poteva chiudere la partita, e loro poi sono stati bravi a sfruttare l'occasione. Però nonostante tutto i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e siamo stati premiati. Questa è una vittoria che vogliamo dedicare comunque ai nostri tifosi, che anche a Locri sono venuti in trasferta, ci hanno sostenuto e purtroppo lì non li abbiamo potuti accontentare con un risultato pieno, e oggi questi 3 punti li dedichiamo a loro perché veramente ci stanno sostenendo dall'inizio. E ripeto, è una gioia che dà lustro a tutta la città, secondo me, di Casalnuovo, perché questa squadra sta facendo un ottimo campionato e si parla in giro del Casalnuovo in tutta Italia, e questo secondo me per la città di Casalnuovo deve essere un motivo di grande orgoglio. No, sono contentissimo di aver contribuito a questa vittoria che sapevamo che era importantissima, l'avevamo preparata nei migliori dei modi e anche una piccola soddisfazione personale che alla fine non guasta mai, diciamo, ma l'importante è che abbiamo portato questi 3 punti fondamentali per il nostro cammino in questo campionato. Abbiamo fatto una grandissima partita, non siamo riusciti a chiuderla, siamo stati sfortunati pure con l'occasione del palo di Bonavita, poi abbiamo preso purtroppo il gol, però fino alla fine abbiamo avuto carattere. Siamo riusciti a vincerla e a portarla a casa. La soddisfazione più grande è aver vinto questa partita e rimanere quindi dentro i playoff, questa è la più grande soddisfazione. Poi che sia venuto il gol, tanto meglio. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa.
I tell you I'm no good at being alone? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I lose control if you're not here with me? Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Dispiace perché queste partite poi sono talmente strane che basta un episodio, no? È un peccato perché poi devi stare veramente sul pezzo fino alla fine, però fa parte del gioco, si sbaglia e si va avanti, testa alta. È quello che io ho detto ai ragazzi, perché purtroppo è successo quest'anno qualcosa che forse nessuno si aspettava. Questa Vibonese che ha dato un po', cioè se qualcuno voleva scommettere sulla Vibonese che potesse fare un campionato del genere, forse sarebbe andata a mangiare una pizza, ok? Non avrebbe speso nemmeno 10 euro sulla Vibonese. E quindi tutti sono stati abituati a mangiare sempre Nutella. Quando poi si mangia un po' di cioccolato fondente per qualche partita, ho sentito tanti discorsi, tante situazioni negative su questa squadra, allenatore, direttore sportivo, si parla di tutt'altro tranne della verità, che questa Vibonese quest'anno, che mancano 5 partite, ha fatto un campionato strepitoso, ok? Quindi sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico, comportamentale, e quindi bisogna veramente vedere bene la base che abbiamo creato fino ad ora. Quindi ci sta, fa parte del gioco, ci sta che magari la Vibonese possa perdere qualche partita, perché poi abbiamo perso una brutta partita a Igea una settimana fa, tutti brocchi, ora tutti bravi. Io sono sempre abituato a trovare equilibrio, sono sempre abituato a parlare come Dio comanda, no? Guardando in faccia la gente e non mi nascondo dietro un dito come fanno tante persone. Quindi siamo talmente sereni e l'hanno dimostrato i ragazzi, perché anche questa settimana io non ho i social, né Facebook né Instagram, mi riferiscono a alcune cose che a volte rimango allibito. E sinceramente dopo questo è il 40° anno di calcio, anzi il 42° anno che sto in mezzo a un campo da calcio. Avevo 6 anni, ne ho 48, sono 42 anni che ne ho viste di tutti i colori e per fortuna ho fatto anche delle categorie dove ho trovato campioni di tutti i livelli, campioni del mondo, palloni d'oro, e ho sempre cercato di imparare tutto da queste persone, da questi giocatori che prima di tutto sono uomini. E ci sta di sbagliare alla Juve, al Milan, all'Inter, all'Empoli e alla Vibonese. Quindi per mettere un po' a tacere tante polemiche su questa squadra, è tutto un disfare le cose anziché pensare che veramente la Vibonese quest'anno ha fatto un qualcosa di straordinario. Abbiamo trovato 2 squadre più forti di noi, perché la classifica lo dice, il Trapani ha fatto un campionato a parte, il Siracusa nonostante tante problematiche è avanti a noi, la Vibonese è al 3° posto, è dall'inizio dell'anno che siamo sul podio delle prime 3, quindi ripeto, non mi meraviglia che oggi questi ragazzi hanno fatto una partita quasi perfetta contro una squadra che, l'ho detto già in conferenza stampa pre-gara ieri, che ha avuto tanti problemi. All'inizio c'è stato il fallimento, casini, hanno voluto fare la squadra in pochissimo tempo, hanno dovuto giocare tante partite in pochi giorni e quindi mi metto anche nei panni dei giocatori della Regina, dove a un certo punto si è anche stanchi a livello fisico, non hanno fatto una preparazione adeguata, quindi fa parte del gioco del calcio, fa parte delle problematiche, però ripeto, io sottolineo questa Vibonese che quest'anno ha fatto cose eccezionali, quindi io faccio un plauso ai miei ragazzi perché se lo merito in pieno. Penso che non siamo inferiori alla Vibonese, questo è il mio pensiero, però oggi loro, no, per carità, hanno fatto meglio di noi. Avrei voluto comunque avere Nino Barilla in condizione, Porcino purtroppo ha sofferto dall'inizio un problema muscolare, non si sapeva se sostituirlo durante il primo tempo, a fine primo tempo, e di là abbiamo sofferto tanto perché lui era con freno a mano tirato, insomma. Poi lì devi mettere un over, un under, devi fare un doppio cambio, insomma una serie di cose che ci hanno messo in difficoltà e che hanno indirizzato la partita, però mi tengo la voglia in tutte le maniere di
di recuperare la partita e questa ce la dobbiamo portare a casa, dobbiamo continuare a lavorare, basta, senza piangerci addosso troppo. Siamo con Giuseppe Bosco, presidente del Catania Beach Soccer, nuova stagione, nuovi progetti, ma soprattutto la prospettiva a pelle che probabilmente potrebbe essere l'anno buono per nuovi successi. Noi ci proviamo, cerchiamo di sviluppare al massimo quello che sono i progetti societari e di andare a fare sicuramente quante più partite nelle fasi finali e di portare quanti più trofei a Catania. Ci saranno nuovi ingressi anche dal punto di vista tecnico rispetto alla scorsa stagione? Assolutissimamente sì, stiamo cercando di migliorare la rosa, stiamo cercando di ringiovanirla e nel frattempo di andare a creare dal comparto giovanile una cantera per cui poi ci dovrebbe essere la sensibilità dell'appartenenza alla maglia rossa e azzurra. Il primo grande appuntamento sarà questa coppa importante perché vi scontrerete con quelli che lo scorso anno vi hanno, tra virgolette, trafugato il possibile tricolore. Che partita sarà? Sarà una partita sicuramente completamente opposta a quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso i ragazzi hanno avuto un momento di defiance perché qualsiasi cosa succedeva al Viareggio entrava in porta, qualsiasi cosa facevamo noi usciva. Campionato di Serie D che ritornerà in campo proprio domani 28 marzo 2024. Adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e ritorneremo a presentare un'intervista esclusiva che ci ha rilasciato qualche settimana fa il presidente dell'FC Trapani, Valerio Antonini. A tra poco. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A.
Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Adesso a grande richiesta riproporremo l'intervista che ci ha rilasciato qualche settimana fa Valerio Antonini, presidente dell'FC Trapani. Classe 75, tifoso laziale, amico personale di un grande Diego Armando Maradona, ma soprattutto un imprenditore di successo. Oggi a Penalty il nostro faccia a faccia è con il presidente dell'FC Trapani, Valerio Antonini. Buonasera a tutti. Buonasera Presidente, la vedo raggiante come la sua bellissima stagione qui a Trapani. È contento di tutto quello che sta accadendo? Assolutamente sì, in linea con i progetti di inizio stagione, mi avevano dato del pazzo, avevano detto che era impossibile vincere il campionato a marzo, e invece noi probabilmente lo vinceremo a fine febbraio. E abbiamo secondo me dato il segnale che quando i progetti sono seri e si fanno col vero interesse e la vera finalità di ottenere dei risultati concreti, niente ti può fermare. Abbiamo avuto delle circostanze certamente fortunose nelle ultime partite, soprattutto le vittorie all'ultimo minuto a Casalnuovo, la vittoria in Coppa Italia, però sono la dimostrazione che la squadra ogni partita la gioca per vincere, quindi non c'è mai un'occasione, non c'è stata mai un'occasione durante tutta la stagione in cui i giocatori non hanno dato il massimo per ottenere la vittoria. Abbiamo fatto 22 su 24 in campionato, abbiamo vinto 3 partite in Coppa Italia. Il basket, come tutti sapete, ha stabilito il record 17 vittorie consecutive, abbiamo fatto 22 su 24 anche lì. E sono tanti, eh? E sono 44 su 48, sì, sono tanti. Sono tanti. Ma la domanda che mi viene quasi spontanea, perché Trapani? Ma come ho detto tante volte è stata una circostanza legata alla mia situazione sentimentale. La mia compagna è trapanese, abbiamo 2 figli, ci sposiamo adesso il 28 giugno. E volevo fare calcio da tanti anni, poi serve trovare il giusto momento, la giusta piazza, non è mai troppo facile. Io ho deciso di investire nella San Benedettesi a febbraio, grazie a Dio mi fecero notare che non ero gradito perché probabilmente c'era già un progetto in essere da parte di Masi, che era il presidente del Porto d'Ascoli.
e probabilmente rimarranno un altro anno in Serie D, lo spero vivamente perché così si imparano e quindi mi vedranno a me andare in Serie C mentre loro rimarranno in Serie D. Presidente, ma quando lei è arrivato a Trapani probabilmente qualche difficoltà l'avrai pure incontrata. Qual è stata quella che ha dovuto impiegare più tempo per cercare di superarla, per raggiungere i suoi obiettivi? Ma senti, l'unica difficoltà che ti posso dire che ho incontrata è stata un po' la diffidenza delle persone con cui parlavo, con cui lavoravo, perché probabilmente venendo da tanti anni di delusioni la gente era abbastanza incredula, scettica, tutto quello che dicevo, e quindi è stato più che altro quello. Però il ruolo mi ha consentito anche di bypassare lo scetticismo, perché quando sei il presidente, sei quello che finanzia tutto, è chiaro che poi alla fine gioco forza ti seguono tutti. È chiaro che i risultati hanno aiutato soprattutto nella fase iniziale, perché abbiamo cominciato sia calcio che basket vincendo praticamente tutte le partite, e questo ha creato un entusiasmo, un'onda grande che ci stiamo portando dietro. Assolutamente. E adesso, dopo aver costruito questo straordinario carro armato che è il Trapani Calcio, lei pensa un po' di emulare anche il Catania della scorsa stagione? Ma spero proprio di no. Cioè, il Catania della scorsa stagione è stata una squadra costruita frettolosamente, con delle basi che si sono sgretolate in Serie C. Io sto cercando di fare completamente in maniera diversa. Io ho comprato già una serie di giocatori per l'anno prossimo, che ovviamente in questo momento non possiamo confermare per ovvie ragioni. Certo, ancora la stagione in corso. Ma abbiamo già degli accordi verbali con loro, e sono già 9. E quindi abbiamo avete già buttato le basi? Abbiamo impostato quelli che sono i giocatori che dovranno rimanere, che si meritano di rimanere. In generale io ho deciso di comprare 15-20 giocatori in più di quelli che serviranno, che saranno tutti giovani del 2005, 2006, 2007, che serviranno come asset determinante per la crescita immediata della società, che poi daremo in prestito o in Serie C o in Serie D, e che diventeranno nell'arco di 1 o 2 anni portafoglio importante di crescita patrimoniale. È stata studiata tutta la storia di questo Trapani a tavolino, probabilmente, no? Beh, è l'unico sistema. Se si fa business bisogna per forza fare così. Guarda, rubo una frase di un caro amico che è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che dice sempre, ha ragione, il mondo si divide tra i prenditori e gli imprenditori. Io faccio l'imprenditore, molti fanno imprenditori, occupano ruoli che non gli competono, o quando li occupano utilizzano denaro che non è loro, e quindi è facile che quel denaro venga sperperato. È vero. Io ogni centesimo che spendo, loro lo sanno, è ponderato, è controllato, non mi scappa nulla, i pagamenti li seguo io, li faccio io, ma non perché non mi fido di nessuno, perché io devo tenere sotto controllo la macchina, perché la macchina funziona solo se la gestisco in questa maniera, ed ecco perché tutti i giocatori quando vanno in campo sanno che il presidente sta lì, controlla tutto, vede tutto, sente tutto e programma in funzione di come si comporta. Assolutamente. La scelta di Alfio Torrisi, dopo aver vinto anche i playoff della scorsa stagione, è stata una scelta d'istinto o perché effettivamente ha visto in Alfio Torrisi quelle giuste qualità e anche la mentalità di crescita insieme alla vostra società? Allora, io andai a vedere la finale dei playoff all'Ocri l'altro anno a maggio, sì, era a metà maggio, fine maggio. Metà maggio, sì. E il Trapani vinse 3-0 fuori casa, segnando 3 gol nel primo tempo, ma la cosa che mi impressionò era la maniera con cui la squadra giocò, e mi resi conto che l'allenatore aveva solamente un problema che sto cercando di cambiare. Era ovviamente un allenatore impaurito da una situazione in cui si trovava prima di me, dove qualsiasi cosa faceva, nel momento in cui lui si è fidato completamente di me, e quindi noi facciamo tutto in simbiosi, si è liberato e oggi è capace di trasmettere il mio messaggio ai giocatori in maniera perfetta, e quella è la cosa più importante. Chiaro. Quando c'è simbiosi tra l'allenatore e il presidente, la squadra ne risente in maniera positiva. Se ci fossero frizioni, è chiaro che la cosa verrebbe a cascata risentita da tutti. Oggi sono particolarmente contento di non aver seguito tutti i consigli che mi sono stati dati, cambia allenatore nel basket.
ho fatto quello che la mia testa mi ha detto e continuerò a farlo, perché poi alla fine se devo prendermi con qualcuno preferisco sbattere la testa io al muro. Condivido questa scelta, Presidente. E quindi sono molto contento perché soprattutto l'uomo sta crescendo e sta diventando l'allenatore che io voglio che lui diventi. Quando parliamo di basket, parliamo di calcio, in mente viene subito il Barcellona, no? Questo binomio dove il coinvolgimento della città è a 360 gradi, Barcellona sappiamo benissimo cosa ha costruito. Parte da là un sogno basket-calcio Antonini? Non è partito così, però lo è diventato. È stato molta casualità, diciamo, perché io abbia comprato tutte e due le squadre. Però poi nel momento in cui ho avuto quelle 2 settimane per rifletterci, mi sono reso conto che era un'occasione irripetibile, perché, e questo ritorna un po' a quello che ti ho detto prima, l'imprenditore e l'imprenditore. L'imprenditore vede dove gli altri non vedono. Io sapevo che questa squadra stava in A2, aveva la possibilità, vincendo il campionato, di andare tra i professionisti, quelli seri, perché Serie A. La categoria che conta, diciamo. E avrebbe pure trascinato tutto il fenomeno Antonini, lo chiamo fenomeno Antonini per farvi capire che ovviamente faccio riferimento a tutte e due le squadre, avrebbe trascinato inevitabilmente anche il calcio. Ed è il motivo per cui credo che mai sia stata data alla Serie D così tanta importanza come è stata data quest'anno. È vero. Perché si è riconosciuto che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro straordinario, unico, forse irripetibile, dove 2 squadre gestite dalla stessa proprietà e dallo stesso uomo stanno distruggendo qualsiasi record esistente e hanno creato i presupposti per cui il prossimo anno tutte e 2 siano promosse, e con una doppia promozione chiaramente l'indotto, che è la città, avrebbe un beneficio assolutamente. Indotto però che a questo punto avrebbe possibilmente qualche problema, soprattutto per il vostro stadio attuale. Cosa prevede? Ampliamento, sviluppo? Questo stadio non è altro che lo specchio di questo paese malato. Io sono stato 10 anni all'estero e quella probabilmente è la mia più grande fortuna. E anzi consiglio a tutti i giovani di fare un'esperienza di almeno 5 anni. Servono poi per i confronti, certo. No, ma non è solo un fatto di confronti. Tu vai, soprattutto se vai in determinate realtà, vai nelle realtà che oggi guardano al futuro con un occhio completamente diverso dal nostro. Il mondo va verso una direzione che è esattamente l'opposto di quello che noi facciamo qua in Italia. Si va verso una defiscalizzazione quasi completa delle società, le persone fisiche devono essere defiscalizzate in quasi tutti i paesi ricchi attuali. Se lei vede la graduatoria delle 10 città più ricche del mondo, da Dubai a Singapore a Miami, vede che tutte quante hanno un unico indice diciamo, che le lega, che è la defiscalizzazione. Quando tu hai un'impresa come in Italia e paghi il 60% di tasse sul profitto, significa che tu fino al 15 agosto non guadagni. Questa cosa è impossibile, è anacronistica. Diventa problematica, è figlio di un mondo che non esiste più. Oggi bisogna defiscalizzare, bisogna creare l'opportunità per cui l'imprenditore defiscalizzato investa nel territorio e dia da lavoro, dando magari un aumento di salario, perché se risparmia può pagare 2.500 euro invece che 1.600 euro a un dipendente, perché chiaramente risparmiando da un lato è nelle condizioni di poter pagare più stipendi. Ma queste cose non sono neanche prese in considerazione, perché c'è proprio un problema di fondo sociale enorme che non è superabile nel breve periodo. Lo stesso governo che è attuale, che è un governo di centrodestra, dove uno si aspetterebbe magari ragionamenti di questo tipo, invece crolla miseramente su questi temi perché non c'è la possibilità oggettiva nel breve periodo di fare un cambiamento radicale, psicologico, perché questo è un cambiamento psicologico anche, soprattutto, di visione del futuro, mentalità, che vada in questa direzione. Beh, vedremo cosa succederà allora sotto questo punto di vista. Quindi per lo stadio cosa succederà? Lo stadio siamo curiosi. Mi riallaccio a quello che stavo dicendo. Questo stadio è figlio di questa realtà. Sì. Perché è uno stadio completamente fuori da ogni grazia di Dio. Io ci ho investito già 3 milioni per metterlo completamente ristrutturato ed è uno stadio oggi veramente grazioso, dove si viene a vedere la partita, però è uno stadio non funzionale. L'obiettivo è quello di chiudere l'accordo con il libero consorzio di Trapani per l'acquisizione dei 99 anni del diritto di superficie. Siamo nella fase finale di questa trattativa, chiaramente poi ci sarà un bando
e quindi noi parteciperemo al bando, Certo. sperando di essere la società aggiudicatrice del bando. Successivamente io ho già il progetto pronto, se ne sta occupando tra le altre Invitalia, che sta preparando, sta aspettando che io mandi il progetto che sta realizzando Ernest Young, quindi parliamo di entità nazionali di grande livello che stanno supportando la mia idea. Il progetto sarà più o meno un investimento intorno ai 25-28 milioni di euro che prevederà la completa ristrutturazione e ampliamento dello stadio per portarlo tra i 19 e i 21 mila posti completamente seduti e coperti con un impianto fotovoltaico. All'interno ci sarà supermercato, ci sarà centro commerciale, ristoranti, ci sarà un parcheggio, ci sarà uno stadio che sarà funzionale alla città, ma anche al progetto ma vostro. soprattutto sarà funzionale ad avere quegli introiti che servono per mantenere la squadra a certi Certo. livelli. E quindi dopo lo stadio, ma sicuramente lei già ci sta pensando, nasceranno nuovi dirigenti con la mentalità Trapani, si svilupperanno probabilmente anche nuovi uomini che aiuteranno alla crescita. Ma guarda, hai fatto una domanda intelligente. Parlavo la scorsa settimana con l'Università di Trapani, che è distaccata dall'Università di Palermo qui, e ho proprio chiesto e insistito che venisse fatto un corso universitario sullo sport e management. Interessante. Dove mi sono anche proposto di insegnare, perché credo che il futuro passa dai giovani che abbiano quel minimo di esperienza, di formazione e di passione per lo sport, ma una volta fatta l'università ci vuole l'esperienza all'estero, e una volta fatta l'esperienza all'estero si può tornare, perché chiunque non abbia fatto per me un'esperienza formativa all'estero non potrà mai essere un grande dirigente, ma non perché è un problema di formazione, ma perché è un problema di mentalità. Non c'è la possibilità, non avendo vissuto all'estero, non essendosi confrontati con altre realtà, non avendo avuto l'opportunità di interagire con quelli che oggi funzionano. È vero. Perché mentre il nostro sistema calcio perde 116 milioni di euro l'anno netti tra tutte le squadre di Serie A, e parlo solo di Serie A per non parlare di Serie B e Serie C, dove la situazione è disastrosa. È drammatica, direi. Noi abbiamo campionati dove si guadagnano tra i 200 e i 500 milioni di dollari l'anno, penso all'MLS americana, dove i diritti televisivi, dove un campionato che viene visto solo negli Stati Uniti, i diritti televisivi sono 10 volte quelli nostri. Allora c'è un problema di fondo. Chi è che gestisce tutta questa macchina? Gli uomini. Gli uomini che probabilmente non sono in grado di farlo, e quindi ecco perché oggi l'Italia, che potrebbe essere secondo me il campionato nettamente più importante e più prestigioso al mondo, non capisco come la Premier League sia diventata più importante di noi, visto che 25 anni fa tutti i più grandi giocatori del mondo venivano da noi. Giocavano in Italia, è vero. Io, come hai detto giustamente all'inizio, ho avuto un rapporto personale, privilegiato per 20 anni con il più grande giocatore di tutti i tempi. E Diego mi diceva sempre la stessa cosa. Quando io giocavo contro Gullit, contro Van Basten, contro Latini, contro Matteus. Dove stanno oggi? È vero, è vero, è vero. Se la squadra più forte della Serie A è l'Inter, che 25 anni fa con questa squadra che oggi non arriverebbe neanche a ottava, è chiaro che ti dà la misura della pochezza. Beh, è cambiato tutto il tasso tecnico, è scivolato. Miseramente sceso. Ho visto e sentito in una sua dichiarazione che lei è un po' scaramantico. No, tutt'altro. Guarda, io sono l'antiscaramanzia per eccellenza. No, perché se no la domanda che io le dovrei fare è della serie: ma se lei è scaramantico, come mai ha deciso già a dicembre di dire che avrebbe vinto il campionato? Proprio perché è così, ti sconfesso, io non sono scaramantico, attento. Io ho delle cose che mi danno fastidio e che non voglio vicino a me. Però fondamentalmente penso sempre che la scaramanzia faccia parte di una debolezza che io non credo di avere, non sento di avere. Sono molto determinato in quello che faccio. Alla fine, sai, nella vita c'hai due strade, lo dico sempre, o fai quello che sta lì, aspetta seduto sul fiume che gli passa l'occasione, oppure la aggredisci. Io ho sempre aggredito tutto nella vita, in maniera positiva ovviamente, cercando di ottenere risultati. Sono molto onesto, ci piace questo suo atteggiamento, Grazie. glielo dico con molta onestà. Quindi la parola investire è diventata un po' il credo anche del suo percorso qui a Trapani. Poc'anzi parlavamo dello stadio, ma un centro sportivo per il settore giovanile probabilmente potrebbe essere la giusta situazione per una crescita anche e soprattutto dell'ambiente dei ragazzi. Il problema è che bisogna avere delle tappe, non si può fare tutto insieme. Giusto. Noi giusto. abbiamo oggi fatto, credo, con dei tempi record, tutto quello che voi avete visto qui. La fase successiva è lo stadio.
e la terza fase sarà il centro sportivo. Bene. Ma non perché io non abbia interesse nel settore giovanile, ma investire in un centro sportivo significa oggi investire tra i 40 e i 60 milioni di euro, il che significa avere prima creato quell'indotto sufficiente a poter ripagare un indebitamento di questo tipo. Oggi una società del genere come la mia non può avere 60 milioni di euro in testa, perché per quanto io sia l'imprenditore capace di ripagare quell'investimento, diventerebbe una cosa in capo a me e non alla società. Devo creare i presupposti per cui la società diventi finanziariamente in grado di pagare un investimento come quello. Quindi parliamo di step dopo step. Assolutamente. E questa sicuramente saranno certamente funzionali ai risultati che la squadra otterrà, perché è un conto che rimaniamo in Serie C, un conto che se l'anno prossimo riusciamo immediatamente ad andare in Serie B, quello sarebbe il vero colpo, il Coupe de Théâtre che io voglio. Lì sto lavorando, per quello io sto lavorando da gennaio per identificare quei 30-40 giocatori che da inserire nel mio nucleo e su cui scegliere i migliori 25 per fare il campionato. Voglio un po' cambiare argomento e chiederle cosa le piace della Sicilia, ma soprattutto cosa non le piace dei siciliani. Ma la Sicilia credo che mi rispecchia molto il mio modo di essere, perché innanzitutto qui c'è il sole. Vero. Lei non so come la vede, ma per me il sole è qualcosa di fondamentale, è l'energia, è la vitamina D per eccellenza, e quindi io senza sole, io ho vissuto 2 anni a Londra, mi sarei suicidato. Per quanto Londra sia la capitale degli investimenti, ho lavorato, tuttora ho l'ufficio nella piazza dove vengono investiti più soldi al mondo, che è Berkeley Square, dove girano oltre 1,5 triliardi di dollari di investimenti, non biliardi, triliardi. Numeri da sogno. Eppure Londra è una città che dopo 4 giorni ti stanca. Qui non ti stanchi, perché le distanze sono a misura d'uomo, la qualità della vita è eccezionale, i costi sono irrisori rispetto a quelli che sono i costi di una vita in una metropoli come quella. E poi la sua compagna è trapanese. La mia compagna è trapanese, i miei figli sono di fatto trapanesi, ma ho trovato un tessuto sociale che mi piace molto, perché c'è molta gente per bene. Ci sono dei valori che un po' fuori dalla Sicilia si sono persi. Ma avrà incontrato sicuramente qualche siciliano che non le piace? Assolutamente sì, perché poi in tutte le cose c'è sempre il marcio. Ma sai, quello però credo che faccia parte un po' dell'indole umana, che si ascevra un po' dal territorio da dove vieni, è parte dell'invidia sociale, dell'invidia umana che c'è, e quella la percepisci a Roma, a Milano, a Napoli. È vero, quella si percepisce ovunque. Quindi non ne faccio invece credo che qui ci siano, per esempio la mia compagna è una donna con dei valori familiari incredibili, con un grande rispetto della famiglia, e questa cosa per esempio noi, io avendo vissuto tanto all'estero dove invece ci sono divorzi, è un po' più si discioglie facilmente quel in maniera feeling. quasi immediata, no? È vero. Presidente, un po' tutti abbiamo dei sogni nel cassetto, ma il suo cassetto è già pieno? Mai. Il giorno che ci avessi il cassetto pieno finirei. Quindi è pronto per nuove sfide anche dalle... Ma già qua le abbiamo, no? Come? È vero, ne abbiamo tante, io ne ho tante che in questo momento parlarne mi sembra prematuro, però chiaramente come lei sa io ho acquisito la televisione Telesud, sì. Sto cercando di fare investimenti sul territorio in vari settori, e ho in progetto con la mia società a Londra di fare grossi investimenti in Africa, e quindi sono stato in questi giorni appunto in riunione con alcuni grossi fondi di investimento per realizzare alcuni progetti di mulini sul territorio africano, e in aree dove io so che ci potrebbe essere, c'è grande domanda e grande scarsità di questo. E ho in mente di fare operazioni anche di beneficenza, perché ho visto con i miei occhi molta sofferenza. Soprattutto in Africa, certamente. Ma non solo in Africa, io ho lavorato in tutti i paesi più poveri del mondo. Ho lavorato a Cuba, ho lavorato in Venezuela nei periodi più brutti e più bui di un paese che sarebbe la prima riserva di petrolio del mondo, eppure ho visto con i miei occhi bambini guardare nell'immondizia per cercare da mangiare. Ho visto cose che insomma veramente disarmanti, e quindi ho sempre sperato di poter fare qualcosa. So che non riuscirò a fare quasi niente, perché però la è determinazione lo aiuterà sicuramente. Però magari identificare quella cosa che mi possa dare un minimo di serenità e sapere che almeno ci ho provato
è un po' l'ultima cosa che mi rimarrà da fare. Infatti ci piace anche la frase che lei ha inserito all'ingresso dello stadio, io ci credo. E Questa è stata la frase della campagna... infatti della campagna promozionale di questo nuovo impegno suo qui a Trapani, e questo i tifosi lo hanno, come ha detto bene lei all'inizio, percepito, lo hanno fatto loro. Ma in maniera quasi clamorosa. Io avrò forse 200-250 video di famiglie intere che fanno il gesto "io ci credo" col dito, tanti venivano qui a fare l'abbonamento e si facevano le foto e ce le mandavano. Sì, c'è stata una grande... Ma sai, la gente si è identificata nel progetto, perché vede nel progetto quell'ancora di cambiamento che sa benissimo che la politica locale, regionale è impossibilitata a fare. 1, perché non ci sono le risorse finanziarie, 2, perché il territorio è quello che è, 3, perché i politici sono quello che sono. E quindi quando arrivi alla conclusione di questo speri sempre che eventi secondari, paralleli, possano modificare tutto, è vero. Ritornando al discorso calcistico, campionato, Coppa e Scudetto, il sogno triplete è, credo, un sogno troppo grande? No, perché la sua determinazione ci fa capire che è un obiettivo chiaro. Ma è chiarissimo, e quindi penso che siamo primi con 10 punti di vantaggio in campionato, siamo in semifinale di Coppa Italia. Sì. E le fasi finali dello scudetto si giocheranno a giugno, quindi adesso è prematuro anche parlarne. Certo. Però quello che è certo è che dobbiamo scrivere una pagina di storia. Dopo un'annata del genere io credo che gli stessi giocatori siano consapevoli. Lo vogliono proprio. Ma sì, anche chi fa Serie D ha fatto sempre una carriera di secondo piano. E io ho cercato di far capire a loro che hanno un'opportunità, per quanto la loro carriera sia stata di secondo piano, di poter dire io ero un giocatore di quella squadra. È un'occasione che non capita sempre. Non capita. Quindi anche se hai fatto Serie C, ma l'hai fatta in panchina, o l'hai fatta giocando poco, o l'hai fatta non lasciando il segno, sei venuto qui, puoi diventare qualche cosa in una città che vive di sport, dove i risultati che stiamo ottenendo sono oggettivamente fuori. Anche se buona parte, insomma, della rosa di questo Trapani è una rosa che ha già sviluppato in molti giocatori la possibilità di evidenziare le proprie capacità, anche in Serie C. Vedi, se tu studi le loro carriere, buone carriere, alcuni hanno fatto Serie B, altri Serie C, però non c'era umanità nei risultati che facevano, capito? Tanto è vero che se ci parli non se lo ricordano nemmeno. Giusto, ho capito. Qui hanno la possibilità di fare un'annata senza precedenti, dove vinci tutto. Si ricorderanno sempre di loro. Beh, certo. Assolutamente. Nonostante sta in Serie D. Sì. Questa è la peculiarità. E quindi secondo me lo hanno capito benissimo. Non credo che lasceranno nessuna partita in maniera... No, giocheranno per vincere tutte. Noi a Catania abbiamo seguito molto il suo percorso di crescita, abbiamo seguito anche tante chiacchiere nei confronti del Siracusa, un po' sorridendo, però anche un po' contenti che esista un presidente che possa veramente fare tutto quello che sta facendo lei a Trapani. La invidiamo. Perché? Perché a Catania, come ha detto bene lei, forse è stato sbagliato programmare in ritardo una stagione. Ti dico che cosa manca a Catania. Catania ha un personaggio straordinario, che è Pelligra, ma lui purtroppo per i suoi impegni di lavoro non è presente. Ha affidato la sua attività ad un uomo che sarà anche bravo, ma non sono i soldi suoi. E quindi arriva un momento in cui le scelte che fai possono essere spesso e volentieri viziate da relazioni personali con alcuni procuratori, da relazioni personali con alcuni giocatori. Bisogna essere freddi quando si fa l'imprenditore. A me non me ne frega niente chi è il procuratore di quello, di quell'altro. Io non guardo in faccia a nessuno, guardo se il giocatore mi piace o no, se le condizioni economico-finanziarie per l'acquisto sono in linea con quello che io penso di quel giocatore o no. Catania ha questo problema. Quindi Pelligra, per quanto sia un uomo
che ha avuto dalla vita tutto, che ha raggiunto grandissimi risultati, purtroppo non può seguire il Catania come dovrebbe fare un imprenditore come lui. E ritorniamo al discorso degli uomini che servono per una crescita di una società, costruiti e mentalizzati con l'intelligenza del proprio capo, in questo caso il presidente. Io la ringrazio perché ho avuto modo di conoscere anche tanti lati della sua figura, le auguro veramente un proseguo di stagione, una chiusura con tutti i successi che possono far sì che la realtà di Trapani possa ancora di più decollare. Grazie Presidente. Grazie a tutti. A grande richiesta abbiamo deciso di riproporre l'interessante intervista che ci ha rilasciato Valerio Antonini, presidente dell'FC Trapani, qualche settimana fa. Chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty, noi ci vedremo domani sul canale 19 del digitale terrestre, chiaramente di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi. Always later, she just moves with the weather. She guides me with